Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati sul canale con l'ennesima live dedicata ad Elite Dangerous Horizon Beyond, capitolo 3.3, versione 4 e successiva al April Update, come possiamo leggere qui sotto in basso a sinistra. Non so quanti nomi vorranno dare ancora a questo gioco, però questa cosa mi consente di fare delle introduzioni veramente lunghissime solo per pronunciare il nome di questo gioco. Ma ormai lo sappiamo e siamo pronti a partire. Cosa andremo a vedere oggi? Allora, come da titolo, oggi andremo a vedere i nuovi moduli che hanno inserito nell'April Update, il nuovo outfitting della nave e cosa poi ci aspetterà nei prossimi giorni. Come vi dicevo nelle precedenti puntate, stavo attendendo questo update prima di completare la nuova versione della nave e quindi di partire per la mia missione esplorativa in giro per l'Eliteverse, quindi l'universo di Elite. Salutiamo Andrea Cardito che ci raggiunge subitissimo in chat. Ciao Andrea, bentornato. Eccoci qui, pronti per il nuovo episodio. Vi avviso che stasera abbiamo un ospite speciale che mi farà da voce fuori campo, ci ha raggiunto infatti nella nostra postazione di streaming Virgi17 come un'altra volta in passato, quindi se sentite delle terminologie un po' così personalizzate, sappiate che è Virgi17 che ci integrerà questa diretta da fuori. Non penso che ti sentano da quella distanza, il microfono è distante, quindi o ti avvicini o non ti sentono. Quindi Ciao a eccoci. tutti! Ecco, penso che l'abbiate sentita. Ok, Professor Gaming ci saluta, bentornato, era da un po' che non ci si vedeva, capiti proprio a fagiolo questa sera. Comunque, andiamo subito a vedere di cosa dobbiamo parlare, giusto appunto per iniziare, non voglio fare una diretta lunghissimissima, altrimenti Virgi17 dopo è pronta a fustigarmi. Quindi, pigiamo subitissimo il tastone continue decisione. Allora, questa sera andiamo in open play, dai. È da un po' che non lo facciamo, che non schiaccio il bottone di open play e quindi andiamo a caricare. Come vedete, la nostra Anaconda è bella qui in caricamento, abbiamo tutti i nuovi suggerimenti sotto qui, sotto lo screen di caricamento della nave, cosa bella che insomma è molto apprezzabile. Infatti, come dicevo anche nella puntata precedente, e l'April Update è stato molto dedicato ai nuovi giocatori che si apprestano a giocare su Elite, ma non mancano le note dolenti. Salutiamo Thurston78, buonasera, grandissimo compagno di avventure nella caccia ai Targoid, benvenuto. E giusto per la cronaca, Virgi, Andrea ti saluta dalla chat, quindi eccoci qua. Ti ricordo che se stai lì distante, se parli nessuno ti sentirà mai. Ok. Bene. Grazie! Ecco, sappiamo che non ti piace particolarmente questo gioco, come mi dici ogni volta, e potrai esprimere tutto il tuo disappunto direttamente in live stasera. Mi raccomando, attenzione con il tuo vocabolario perché siamo in diretta. Ok, bene. Allora ragazzi, cosa ho fatto in questo frangente tra l'altro giorno e oggi? Ho detto perché non andare ad installare i nuovi modulazzi e così vedere cosa mi aggiungono alla nave. Come vi dicevo, aggiungono tutte delle nuove funzionalità all'interno di questo pannello dove possiamo selezionare l'Hyperspace The Throttle attivo o non attivo. Fondamentalmente è una mera funzionalità molto basilare che vi metterà i motori a zero quando uscite dall'iperspazio, quindi super mega iper update, fare un if jump down then set throttle to zero, se ovviamente questa cosa è stata attivata, quindi vabbè, trova un po' il tempo che trova, cosa che comunque trovo utile, ma dopo vi dirò le mie rimostranze a riguardo. Ho sbagliato pannello. Poi ho installato anche l'autodock con l'autolaunch e tutto il resto, quindi due nuovi moduli per abilitare che cosa? Autodock on off, autolaunch on off, questo lo abbiamo solo con l'advanced docking computer, ovviamente modulo nuovo, e l'Hyperspace The Throttle attivo con il Super Cruise Assist, quello che sia. Comunque,
Sì, 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 il Super Cruise Assist infatti ci stavo arrivando, giusto come anche il professor Gaming ci ricorda, non fa solo questo, fa anche altre cose. Quindi quando dobbiamo eseguire il drop ci aiuta nel farlo autonomamente. Per avere tutte queste meravigliose e mirabolanti nuove funzionalità dobbiamo andare nell'optional internal della nostra nave e installare questi due moduli come li vedete qui in grafica. Uno è Advanced Docking Computer, per cui dobbiamo buttare via uno slot di classe 2 o superiore, uno se ce l'abbiamo a disposizione, ma come vedete sono già occupati da che cosa? Da un 1 e Super Cruise Assist, quello che sia, Assist credo sia più corretto pronunciato. Comunque, se mettiamo anche il Planetary Approach Suite, andiamo a completare poi tutta la triade della morte, come mi piace chiamare questi tre moduli assolutamente stupidi, inutili e sinceramente a livello logicamente di logica funzionale e di mere funzionalità della nave è completamente non voglio dire brutte parole, ma resto formale e dirò completamente una presa in giro. Perché dico questa cosa e sono parole grosse, come piaceva dire a qualcuno in un film dei tempi passati. Perché? Perché a mio avviso le funzionalità racchiuse in questi moduli potevano essere tranquillamente incluse nei sistemi di bordo delle navi. Non sono moduli che vanno a variare così tanto la nave o il gioco o il comportamento della nave, per cui servano effettivamente come moduli. Potevano farlo semplicemente integrando i sistemi del computer centrale della nave o quello che sia. E ci lasciavano lo spazio per mettere qua dentro altre cose, forse dovevano giustificare la presenza di moduli di grado 1. Io i moduli di grado 1 a mio avviso li eliminerei completamente quasi da ogni tipo di nave per mettere magari un modulo di grado 2 in su, perché i moduli di grado 1 sono da inutili a più inutili, forse per qualche nave small per iniziare, però dopo quando già passiamo dalle small alle medium i moduli 1 li usiamo solo per queste cose qui. E quindi beh, questo è un po' il mio pensiero e quindi così. Per rispondere ad Andrea, sì, ho già impostato il tasto sul 75% del motore che ti fa in automatico l'avvicinamento, devi solo premere un tasto per fare l'eject. Non è che era complesso, assolutamente d'accordissimo, si trattava semplicemente di aggiungere un po' questa piccola funzionalità nuova, non serviva sbandierare tanto, abbiamo fatto un nuovo mega update, abbiamo messo dei moduli nuovi che moduli non sono, potevano farli come proprio dicevamo routine, procedure, funzionalità già incluse nei sistemi di bordo della nave, come ho detto in precedenza. Comunque, andiamo a vedere questi questi meravigliosi moduli come funzionano, un po' di sai che c'è il sistema di Jotunheim, luogo di nascita di Loki? Sì, 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 avevo già incontrato quel sistema di Jotunheim, come cavolo si pronuncia, e ci sono dei sistemi proprio con dei bei nomi. Sarebbe magari interessante andare a vedere dove si trova e magari farci anche un giretto. Perché no? Perché no? Comunque, torniamo a noi e andiamo a vedere questo mirabolante auto launch. Quindi, ok, la mia assistente si sta facendo completamente i fattacci suoi al telefonino, quindi ragazzi salutate tutti la nostra velina Virgi 17 che sta dando un supporto davvero fondamentale e indispensabile a questa diretta. Auto launch, via, partiamo e andiamo a vedere cosa succede. Io in questo momento non sto toccando assolutamente nulla dei comandi della nave. Ok, sì, può essere che sia stato un discorso. Sì, 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 può essere che sia dipeso dal fatto che magari metterlo come modulo hanno dei trigger slowdown per autolaunch. Ah, ok, quindi devo rallentare e sono pienissimo, ho il throttle a zero. Ok. Bene, sì, può essere quello uno dei motivi che abbiano magari fatto delle valutazioni e quindi magari tutti i trigger che gestiscono gli eventi di gioco. Abbiamo un'altra anaconda che ci sta parcheggiando, qui vediamo come risponde l'auto launch, se ci andrà a scartabellare addosso a quella nave, non mi pare. Vediamo. Ok, piazza i motori a bestia. Ok, bene, la nave è partita e senza
nessun problema. Auto launch ancora in progress e boh, e boh, e boh. Ok. Ti suggeriscono di utilizzare Tetris quando sei di là, ok. Ok, bene. Auto launch complete e questo completa l'auto launch dell'Advanced Docking Computer. Allora, utile per un giocatore che si appresta come nuovo giocatore, come nuovo player, quindi è una feature assolutamente comodissima per chi inizia, visti i problemi che può riscontrare in questa fase. Per i giocatori un po' più esperti, diciamo che è una feature abbastanza inutile. Per questo dicevo, dicevo così, ok, ok. Quindi, insomma, il discorso era un po' così. Vediamo invece l'autodock come si comporta in fase di docking. Eccolo qua, slowdown for autodock. Quindi dovrò mettere i motori a zero di nuovo. Ok, waiting in queue. Eh, e questa parola la dice lunga. Ok, quindi rimaniamo qui ad aspettare in queue. Ok, con i motori che lampeggiano, ci hanno accodato, non so perché. Diciamo che se l'avessimo fatto manualmente avremmo già quasi finito il docking. E quindi, boh, vabbè, trova un po' il tempo che trova. Può essere comodo per alcune situazioni, assolutamente sì. E tornando al discorso di prima, può essere anche che a livello di implementazione inserire questa cosa come moduli sia risultata più semplice. Adesso vediamo la nave che ci abbandona. Ok, riposizioniamo la telecamera bene bene. Ok, come vedete sta facendo tutto in automatico, io non devo toccare praticamente più nulla. Per il nuovo... Sì, 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 esattamente. Allora, per rispondere ad Andrea, sì, la vecchia modalità di partenza era, beh, ma non è che non potete farla ancora, eh. Cioè, io anche se lancio l'auto launch da questo pad, basta solo che accelero a bestia, il docking computer non entra in funzione e io mi faccio il mio lancio completamente in manuale. Come dicevo prima, è un update che è stato deciso e dettato in correct cockpit mode. Vabbè, stai buono te. Come vedete adesso sono io che sto manovrando e come avete potuto vedere ho anche cozzato sull'uscita, quindi eccolo qui, auto launch deactivated. Ho fatto un po' una partenza così un po' pagliaccia. Adesso adesso mi lancio fuori. E chi cavolo c'è qua intorno? Dai, 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 bene. Mi lancio fuori. No. Mi lancio fuori, andiamo a vedere poi il discorso del Super Cruise Assist, come funziona. Quindi, come dicevamo, sì, forse il discorso dei moduli è stato dettato da mere necessità implementative e d'altra parte non lo so, io non sono così in contatto con gli sviluppatori di Frontier, anzi non lo sono proprio per niente e quindi non lo so, lasciamo il beneficio del dubbio. Fatto sta che a conti fatti avere due moduli aggiuntivi per far ste boiate, sinceramente lo trovo un po' brutto, perché boh, avrei preferito una cosa un po' più semplice, già integrata nella nave e punto, è morta lì e finish e via. Ma ovviamente questa è una mia personale opinione, dopo magari ovviamente il giocatore nuovo che arriva, se li trova già questi moduli installati nella nave, può trovarli più o meno comodi. Poi una volta che non servono più, che prendiamo mano, li stacchiamo e non ci preoccupiamo più. A questo punto cosa andiamo a fare? No, non voglio una conflict zone, vediamo cosa c'è qui intorno. Ok, Ray Gateway. A questo punto vediamo un'altra cosa che non avevamo visto nella puntata precedente. Allora, nel pannello di navigation hanno aggiunto tutta una nuova serie di cose per aiutarci ulteriormente. Allora, Pilot Handbook Smuggling, quindi eccoci qua, ci porta direttamente al codex. Sì, magari è anche qui, in cui ci spiegano varie cose. Quindi abbiamo una piccola
Mamma mia, per uscire. Abbiamo una piccola icona che ci aiuta ad avere delle informazioni su come funzionano le varie cose. Abbiamo un'icona che ci aiuta per il trade, Pilot's Handbook, le vedete qua. Bookmark Dislocation direttamente qui, molto comodo, molto comodo. Questa feature ci piace. System Map, anche qui, questa è molto comoda, possiamo farlo qui o da lì. Super Cruise Assist, Lock Destination. Intanto Lock Destination, abilitiamo il Super Cruise Assist verso questa stazione. Come ci dice, ovviamente dobbiamo allinearci col target destination. Cosa facciamo? Intanto mettiamo i motori a manella, cerchiamo di stare in blu per avere un tempo di cabrata inferiore. Ah, dai che ci siamo quasi. Allineiamoci con la stazione. Mannaggia le anaconda, quanto lente sono. Ok, nel frattempo che faccio questa virata, questa cabrata, questo giro, dovremo essere molto molto vicini comunque. Eccolo qui, mi allineo col target destination, move the throttle to the blue zone, eccolo qua, Super Cruise Assist Active e siamo a posto. Attenzione che se c'è un pianeta in mezzo questa cosa non funziona. Dovete mirare bene bene la vostra destinazione, perché sto mega modulo del Super Cruise Assist non sarà in grado di evitare il pianeta. Quindi, come dicevamo in precedenza, mettiamo il tasto sulla potenza dei motori al 75% circa, o anche il 50% se volete andare più cauti, e già funziona tutto come prima. Quando arriviamo al Safe Disengage ci basta premere il tasto, e in questo caso invece il gioco lo fa per noi. Quindi questa è una delle feature del Super Cruise Assist. E attento a non incontrare Thanos, assolutamente, perché allo stato attuale ho la nave fatta di cartapesta, quindi nel momento stesso in cui dovesse vedermi io farei una bruttissima fine. Comunque, Arietis Sector, andiamo a fare un bel jump, Lock and Engage Hyperdrive, ok, miriamo bene e andiamo a vedere l'altra feature di questo super modulo che abbiamo aggiunto alla nave. Dalla chat mi chiedono se Virgi dorme. No, sto scritto anche. No, dice che ha scritto anche. Nel frattempo mettiamo i motori a manella. Ha salutato anche. Come dicevo prima, se ti avvicini magari integri un attimo, portati la sedia qua, grazie. Tanto rumore annesso. Ecco. Quindi Tarzan, no, dai, non sta dormendo, si era persa sul telefonino lì, quindi è così. Sì, brutta cosa, vabbè. Eccolo qui, come vedete, Hyperspace The Throttle Engaged, ma se io non tiro indietro la manetta, cos'è successo? Non mi ha messo i motori a zero, quindi o metto io la manetta a zero o questo modulo fa come avete visto. Adesso lo proveremo su un altro sistema, quindi facciamo un attimo che vado a raffreddare la nave. Quindi, come diceva Andrea, cioè manco ti piazza dalla parte giusta dell'entrata, magari quella sarebbe stata una feature migliore. Lipossino, assolutissimamente volissimamente d'accordo. Quindi il Super Cruise Assist non fa altro che regolare la velocità. Quando arrivate al Safe Disengage vi lancia in vi preme come se fosse praticamente il picchio di Homer Simpson che preme il tasto finché non è il momento giusto. Quindi ecco, sappiavatevelo, e quindi è così, funziona così, in questo modo. Prendo il sistema di hotel HIP, dai, 1366 bla bla bla. Anche qui Lock and Engage Hyperdrive, quindi Lock Destination. Vediamo qui cosa ci dicono. Galaxy Map e Bookmark. Beh, 2-3 pulsanti comodi. Ok, Engage Hyperdrive. Beh dai, anche abbastanza bello vicino, quindi non mi servirà a fare manovre assurde. Professor Gaming, giustamente capisco la tua rimostranza. Di 5.8 GB penso sia stato il download dell'update su PS4, per questo sì. No dai, scherzo, non solo questo, hanno fatto un'altra matassa di update, tante cose nuove, un po' di update dell'interfaccia e questi moduli nuovi eccetera eccetera, e adesso gustiamoci il The Throttle in azione. Non sto toccando niente, ma come vedete, eccolo qua,
Hyperspace the throttle engaged, ma se io non sposto la manetta a 0 non succede assolutamente niente. Ricordo che io sto giocando con un OTAS, quindi probabilmente questo è un bug del modulo non contemplato per chi utilizza un OTAS come me. E quindi cosa succede? Succede che questo modulo mi serve solo fino ad un certo punto. Come vi ripeto, come dicevo anche prima, sinceramente fare dei moduli per queste 4 boiate, sinceramente, non lo so. Moduli assolutamente inutili. Potevano dedicare un po' di più di tempo al fix e al debug. Pareva brutto dopo 3 anni ad averlo, ci vuole troppo, bisogna sempre affidarsi a terze parti per averlo. Sì, più o meno. Naturalmente aggiungendo anche nuovi bug. Sì, c'è una diatriba molto sentita online in relazione a tutti i nuovi bug che sono sorti con questo fantasmagorico April Update. Allora, tra l'altro poi noi vediamo, eccolo qui, un'altra cosa che non avevamo visto l'altra volta, questi sono i sistemi per gli utenti nuovi. Allora prendiamo per esempio Matet in questo caso. Come vedete Matet cosa ci dice? Requires Pilots Federation District Permit. Cosa c'è? Scusate, tosse. Ah, hai tossito? Ok, scusa, ho le cuffie quindi ti sento poco. Ok, quindi facciamo i nostri migliori auguri a Virgi17 perché ha appena tossito. E via. Ok, allora, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Quindi dicevo, quello è quanto. Allora, IP 1364, si devo tornare di Agundri, qua, di Aguandri e via, là. Allora, torniamo verso casa perché adesso andiamo a vedere le ultime 2-3 cose di stasera e dopo andiamo a chiudere. Come vi dicevo prima, non sarà un live lunghissimo. Per i nuovi bug, alcuni li hanno sistemati, dei vecchi bug che ci portavamo avanti da una vita e mezza, come dicevano, dei danni multiplayer o molte altre cose che avevamo visto nella puntata precedente, su cui non mi soffermerò molto in questo momento. E il problema attualmente ruota intorno all'ingegnerizzazione drag munition. Cosa? Non so, sentivo un rumore qui alla mia sinistra, ma non importa. Ok. Ah, qui, eccolo qui. Non ho sistemato i gruppi di fuoco, ovviamente. Ecco qui, come hanno fatto anche per il Discovery Scanner, come dicevamo in precedenza, potevano farlo anche per tutto il resto. Allora, il suo primo colpo di tosse, auguri. Grazie, grazie. Ok. Allora, andiamo a beccare la stazione di atterraggio, Ray Gateway, quindi qui è molto comodo. Questa interfaccia invece mi piace molto. Abbiamo Trade and Smuggling in questo starport, quindi se volete fare un po' di smuggling sapete che potete farlo. Super Cruise Assist attivato, andiamo ad allinearci nuovamente con la stazione. Allora direi che io adesso premo il tasto, come vedete qui adesso la manetta si è posizionata sul 75%, quindi tanto lo facevo prima, tanto lo faccio adesso con il Super Cruise Assist Active e lasciamolo andare. Ok, adesso basta, io schiocco le dita e metà universo sparirà. Questo ce lo comunica Professor Gaming. Perché no, magari. Ok, dalla regia ci dicono magari. Ok, comunque dai ragazzi, queste sono un po' le mie serie di guide al gioco, ma vedo che la connettività se ne sta andando un po' a fancippa in questo momento, perché era andata così bene fino adesso. Eh sì, era andata bene. Non bene questa cosa. Ok, no data, YouTube non sta ricevendo dati. Ok, ragazzi, fateci sapere se come va. Tu che sei lì a pincionare il telefono, se puoi mandare un messaggio gentilmente in chat per capire dei ragazzi se stanno vedendo bene o male. Ok, adesso tornato su tutto. Chiedo scusa ragazzi, la connettività ancora non funziona molto bene. Comunque questa cosa ci dà la possibilità di vedere come funziona il Super Cruise Assist nel momento in cui dobbiamo raggiungere... Ah no, è davanti, niente, è davanti al pianeta. Però allora a sto punto facciamo una cosa, quindi facciamo proprio un test. Ok, tanto visto che siamo qui a provare,
Chiedo scusa, la connettività se n'è andata a fancipa. Ti stanno stacca, stacca, stacca. Ricordiamo il nostro Mickey Mouse, ok, nel suo celebre bellissimo video di hacking dell'epoca. Ok, sì, 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 bellissimo, bellissimo. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca. Meravigliosi, meravigliosi. Ok, non vorrei che quella disconnessione... ecco, vabbè, ho capito. Ho capito già cos'è successo. Vabbè, ragazzi, allora facciamo veloci, veloci. Cerchiamo di sfruttare almeno questa piccola... questo po' di connettività che abbiamo in questo momento. Mi sa che sta un po' bufferizzando in questo momento per voi. Ok. Ok, allora un attimo volevo fare una virata un po' oscena perché stavo cercando di andare sotto il pianeta per vedere cosa succede nel momento in cui dobbiamo usare il Super Cruise Assist con una destinazione oscurata dietro un pianeta o quello che sia, insomma. Ok, eccolo qua. Come vedete, cosa ci dice? Move to obtain a line of sight to target. Quindi, come dicevo prima, il Super Cruise Assist non è in grado di virare, evitare il pianeta e riallinearci con la nostra destinazione. Dobbiamo ancora fare manualmente questa cosa. Eccolo qua, Super Cruise Assist is active. Lo lasciamo funzionare e dopo andiamo poi a doccare e a fare quello che dobbiamo fare, quindi vedere l'ultima parte di filmato. Dovrei proprio staccare tutto, gioco e via discorrendo per riuscire a ripristinare un po' la qualità del video. Vi chiedo scusa, però ora che faccio sta cosa facciamo note, quindi facciamo veloci veloci anche con la qualità che abbiamo a disposizione in questo preciso istante e momento. Ok, sempre se ci fa fare il drop. Vediamo se riparte. Grazie. Grazie, grazie. Ok, adesso dovrei aver ripristinato la situation. Vediamo un attimo che succede. Ok. Bene, dovremmo essere tornati presi bene. Ho visto che il gioco non mi ha sloggato, stranamente. No, 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 eccolo qua, eccolo qua. Il gioco ovviamente mi ha sloggato perché ho dovuto pappocchiare una cosa sulla connessione. Comunque, rientriamo proprio veloci veloci. Ti sentono? Sì, sì, mi stanno sentendo in Ah, ti questo momento. stanno? Siamo in diretta, vedi qua, ta ta ta, il live è attivo e adesso dovrebbe essere tornato messo bene. Back to main menu, continue. Ah, ok, niente. Devo proprio uscire un attimo dal gioco. Come vedete, quando mi salta per aria quella cosa della connessione, devo proprio uscire dar gioco. Va bene, intanto vi offro Coca-Cola e popcorn. Ok, intanto lo riavvio e via. Nel frammembro che mi riavvia il gioco, spostiamoci un attimo sul browser. La qualità video è 144p e buffero. Buffera. Buffero. Ah, buffera ancora un po'. Ok. Vabbè, abbiate pazienza un attimo che si ristabilizza perché il bitrate non è male in questo preciso istante. E vado a sistemare una cosa veloce, 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 veloce. Dove cazzuola è finito? Qua, Google Chrome. No, non voglio questa finestra di Google Chrome. Questa voglio. Ok. E che cavolo? Ah, signore Santerrimo. No, vabbè, lasciamo perdere perché stasera proprio non ci siamo. Ah, ok.
Bella domandona, sinceramente, ok, perfetto, adesso sembra, sì, 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 perché ho cambiato la connessione. Sappiate che devo gestirmi il gioco con due connessioni diverse all'interno dello stesso PC e Windows purtroppo è un po' ostico in questo senso. Finché non trovo una soluzione migliore mi tocca combattere con questa cosa. Comunque dai, niente, torna. Beh, strano, adesso mi dà che un bel bitrate di 2505. Il bitrate è buono. Vabbè, magari bisogna attendere un attimo YouTube che ripristini Raccontaci il. una barzelletta. Gli raccontiamo una barzelletta? Certo, No, tu. conosco solo barzellette sporche, E quindi quindi, non va bene, quindi magari non va bene, non va bene, non va bene, No, no, no. Però assolutamente. dai, adesso dovrebbe ripristinarsi un attimo il tutto. Davvero, davvero. A me sbalza a 140. Ora 720. Perfetto, perfetto. Vi ho detto che avevo ripristinato un attimo la connettività secondaria con cui faccio i video. Dovrò, mi sa, utilizzare due postazioni, quindi dovrò attrezzare un nuovo computer per poter gestire questa cosa un po' meglio per la Va prossima bene. volta, in modo da non fare la diretta con tutto montato su un unico computer, uno lo uso per il gioco e l'altro lo uso per lo streaming, in modo che posso gestirmi la cosa un po' meglio. Comunque, vedremo. Connection error. Ok. Ah, che pollo, 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 pollo. Parla che ti parla, mi sono distratto un attimo e devo riavviare il gioco. Eh, Dovrai pagare il caffè a tutti quanti ma adesso. dovrò veramente non solo pagargli il Ecco, caffè ai ragazzi, quindi ma a mandargli veramente un simpatico omaggio da Virus 101. E facciamo un po' assolutamente, di merchandising assolutamente. e dopo dai lo. Sì, 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 assolutamente, perché la pazienza che state dimostrando è davvero, davvero encomiabile. E non è perché è festa, ma perché sono bravi. Ok, devi parlare un po' più vicino al microfono e te lo sposto un po' più qua. Sì. Sì, 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 sì. Nel dubbio, ragazzi, quando avete un dubbio e dovete rispondere a una donna, dite sempre sì, sì, sì. sì. Non sbaglierete Mai. mai. Anche se vi fregherete di brutto, brutto, brutto. Ah, ok. No, ma sì, 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 beh, alcuni giocatori ho visto che hanno sofferto problemi di login, eccetera, eccetera, soprattutto se non hanno se non c'è una connessione di un determinato tipo. Il problema mio è che se uso la connessione 4G non ci so cazzi, non riesco proprio a loggare, quindi devo utilizzare la connessione cablata per il gioco e invece la connessione, quella in 4G per il live streaming. Come vedete adesso invece abbiamo tutto di nuovo in arancione pronti per partire e siamo qui. Ah. Ah, sì, sì, ok, ok. Quindi ci sono stati dei giocatori che hanno avuto problemi ad entrare all'interno del gioco. Questa è una notifica che ha mandato gli Ok. sviluppatori e chi sta mantenendo e gestendo il gioco. Speriamo che non sia il nostro caso, perché sennò tra un attimo ci spostiamo e andiamo a chiudere. Grazie, 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 Turston78, grazie davvero. Infatti non smetterò mai di ringraziarvi per il vostro supporto al canale. Comunque, nel frattempo abbiamo ripristinato la situazione, torniamo. No, ho sbagliato di nuovo. Cosa hai combinato? Ho premuto un tasto che non dovevo premere. Cioè? Adesso lui mi manda sulla superficie qui, quindi mi sta facendo uscire e dopo io devo rientrare. Purtroppo con tutti gli update che hanno fatto non hanno messo un tasto per abortire questa cosa, quindi io devo aspettare Dovevi tutta uscire l'anima. dal game, No, devo tornare in devi dentro. tornare. Non hanno mai messo un tasto per abortire questa procedura e quindi devi aspettare tutta l'animazione fino a fuori e poi da fuori a dentro di Quindi vai nuovo. su e giù adesso. Esatto. Bene. Che non è brutto andare su e giù, dipende in che No, contesto lo assolutamente. fai. Quindi meglio che tu offri il caffè sempre, Ok. Outfitting. Ok, ok. Benissimo, allora ragazzi, torniamo dove volevo arrivare per la conclusione di questa diretta live, come ho modificato la nave. Hardpoint, partiamo dalle armi, so che nelle presentazioni precedenti avevo messo delle armi, per il momento non le ho ancora messe, ma le metterò. Pensavo di mettere le due medium qua e basta, tanto non mi servono praticamente a una cippa di niente, ma visto che ci siamo andiamo già a montarle. Prendiamo due burst laser, ci sono gimballed? No. Allora, prendiamo due pulse laser, vediamo se ci sono i due gimbale. No.
Beam laser, ci sono i 2D gimballed, allora mettiamo 2 beam. No, no, devo potenziare il... vabbè, ma sì dai, compriamoli già. Che dici, li compriamo? Sì, c'era un piccolo secondo senso sul discorso del su e giù di prima. E giustamente è stato carpito. Ok, 2B, beam laser, via, boom, dentro. Eccoli qua. Come vedete, siamo overpower. Perché? Adesso andiamo a vedere gli utility, Chaff Launcher, Sync Launcher e basta, nient'altro. Ho tolto tutto il resto, tanto non mi serve altro. Core Internal, sono tornato un 8D Power Plant che dovrò fare overcharged tra un po', quindi dopo me lo vado ad ingegnerizzare. 7A Thrusters rimasti come prima, 6A Frame Shift Drive. Già ingegnerizzato e montato prima, ovviamente, e che fatto per l'increased jump range, 7A thrusters dirty drive, mamma mia, what's the gonna win in English? Yeah. 5A life support, ho deciso di tenere il 5A anche se pesa un po' di più per avere i 25 minuti nel caso in cui mi esplodesse il cockpit canopy, quindi l'abitacolo. Devo andare con calma, ah, se sono troppo irruento nella discussione. Vabbè, 8A power distributor, power coupling e bla bla bla, quindi qui non grandi modifiche all'outfitting della nave. Le grandi modifiche arrivano nelle optional internal. Rimosso praticamente tutta la configurazione anti-targoid, 7D shield generator leggero leggero, 6A fuel scoop, 6A auto field maintenance unit, qui dovrò ancora decidere cosa mettere, 5H guardian frame shift drive booster per andare un po' più distanti. No, non respiro. Faccio come il venditore. Da morto. 5D Repair Limpet Controller assolutamente indispensabile. Un Empty Internal Compartment che devo ancora decidere. Qui lo lascerò vuoto perché non c'ho niente da metterci. 4G Planetary Vehicle Hangar con i 2 SRV. Altri 4 vuoti che devo decidere cosa mettere. L'Advanced Docking Computer fa la fine che deve fare. Fa la fine che deve fare. Quindi verrà cestinato immediatamente. Quindi via. Questo, uno è Super Cruise Assist Cell, via, anche questo cestinato subito, tanto abbiamo visto non ci servono, e qui dovrò decidere un po' come completare l'outfitting di questa anaconda da esplorazione. Molto probabilmente andrò a prendere un altro AFMU, Autofield Maintenance Unit, che non si sa mai, e forse un Research Limpet Controller, che dici? Sì, AFMU si chiama così abbreviato. Cosa ne pensa Virgi17 di questo outfitting di questa nave? Ma guardi, io direi che è perfetta, guardi. Sicura? Sì, Non farebbe assolutamente. qualche modifica, aggiungerebbe qualche modulo? Ma guardi. Mi sta guardando con un odio che non avete idea. Ok, e questo va a concludere il nuovo outfitting della nave. E vi ricordo che tutta la missione di esplorazione verrà gestita a partire dai sistemi della bolla fino a Colonia. Vedo di Ma è una cercarmi un... donna o un uomo? Cosa? Questa è una donna, si chiama Counselor Belle Bennett di EXO, Faction State Civil Unrest, My Reputation Neutral. È perché sono quelli che controllano queste stazioni e ti mettono il faccione di chi controlla la stazione. Il mio personaggino è questo qui comunque, Ah, giusto ecco, per farti vedere un i attimo capelli così. verdi. Ha i capelli giustamente verdi, eccolo qui, bla bla bla. Ok, e qui dopo te lo puoi modificare tutto quello che vuoi, hai tutte le varie cose, dopo ognuno si fa il suo personaggino come vuole. Ovviamente utilissimo perché ovviamente questo personaggino è praticamente incollato alla sedia della nave, da lì non si è mai mosso, quindi le piaghe da decubito si sprecano. Sì, ok. Ok, bene, quindi usciamo da di qua. Bene ragazzi, allora, abbiamo visto quello che dovevamo vedere, un po' di anticipazioni, andrò a completare l'outfitting della nave con gli ultimi moduletti che mancano. Se avete suggerimenti, mi raccomando, scriveteli nei commenti al canale o direttamente su Discord. Se avete altre idee o volete integrare la mia descrizione dei nuovi moduli e del nuovo April Update, anche qui c'è tutta la sezione dedicata ai commenti o ovviamente su Discord. E niente, basta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Praticamente sta pensando cambierebbe il pilota. Prendiamo il pilota. Prendiamo il pilota. Esattamente, esattamente. E quindi, ok, direi che per questa sera ci siamo.
Allora, concludo con le anticipazioni per la prossima volta, quindi dicevo mi arrangerò un attimo a sistemare un po' tutto e molto probabilmente la prossima settimana, quindi giovedì prossimo con la prossima diretta, sempre tempo permettendo, non ci sono feste giovedì prossimo, mercoledì che è festa, ok, mercoledì 1° maggio è festa, giovedì giornata assolutamente normale, quindi partiremo dopo la festa dei lavoratori e prendiamo la nave e andremo a partire in direzione Colonia. Ti piace Colonia? Sì, carino, in Germania, bello. Ok, ok. No, è un po' più distante della Germania, la Colonia dentro Elite. Ok, non funzionano più neanche sti tasti qua? Ah, che bene. Oh, adesso rifunzionano. Nella Galaxy Map, giusto per darvi un'idea della distanza di Colonia, l'abbiamo visto anche l'altra volta, ma visto che c'è Virgin questa sera, Agli mortacci tua, ma cosa ne pensi? un po' lontanina. È un po' lontanina. Un po' Ben lontanina. 22.073.32 light years di distanza. Ok, praticamente verso il centro della galassia. Sagittario. Eh sì, Sagittarius A è la nostra galassia. Ok, e questa sarà più o meno la strada che dovrò percorrere per arrivare fino a qui. Mi servirà un mesetto per arrivarci più o meno con quello che gioco Un io. mesetto? Sì, più o meno, sì. Sì, infatti, per quello dopo le live su Elite andranno un po' a morire, perché cosa gli faccio vedere a sti ragazzi? Io che faccio jump e buonanotte. Quindi faremo dei video di aggiornamento dello status della missione. Vedo se riesco anche a trovare un passeggero da portare a Colonia, così da integrare un po' le mie cucuzze spese in questi giorni, tra i Targoid e il nuovo outfitting della nave, e questo sarà un po' quello che faremo nelle prossime puntate. Quindi preparatevi per la puntata di partenza di giovedì prossimo, e dopo la puntata di partenza le live del giovedì saranno dedicate sempre a un altro gioco spazio che inizia sempre per E finisce sempre per e non vi anticipo altro, come avevo già detto in passato. Benissimo, ragazzi. Quindi, detto ciò, grazie a tutti, andiamo a concludere questa diretta, ci vediamo alla prossima e Virus 101 vi saluta tutti calorosissimamente, sentiamo Virgini se ha qualcosa da dire in chiusura. Hai qualcosa da dire? Sto salutando. Stai, Sono stai, molto stai, brava. stai- Sto salutando. Puoi salutarli anche al microfono? Certo, ciao ragazzi, a giovedì. A giovedì. Ah, ci sarai anche te giovedì prossimo? Non lo so, ma comunque a Ok. giovedì online. Ah sì, no, ok, no. va bene, dai, allora nel caso ci raggiungerai in chat giovedì prossimo. Ma Benissimo, anche dai. con il mio giochino, però. Quale giochino? Quando avrò il mio, non posso metterlo online, come faccio? Eh no, dobbiamo trovare un giochino anche per te, per sistemarti, così cuffia e microfono, ci raggiungi in live, facciamo un Sì, po' ma devo fare di il mio discassamenti giochino, vari però. in tutti. Ok, va bene, sì, dai. Allora, altro announcement, appena riuscirò a sistemarmi il PC nuovo, ci sono delle buone speranze che arrivi nei prossimi mesi, il PC vecchio verrà passato a Virgi 17, che così potrà raggiungerci anche lei durante le dirette live dalla sua postazione. Ok. Eh sì, perché no? Scusa, Assolutamente. abbiamo un sacco di giochini da cui poter fare, c'è anche Elder Scrolls Online che però, boh, non lo so, non mi sta pigliando tanto, ma ne parleremo nella prossima. Tetris, beh, è ancora un gioco giocatissimo, ci sono anche i campionati mondiali tuttora vivi e attivi di Tetris, quindi sappiate che è un gioco molto più complesso e difficile di quanto possa sembrare, è un gran Giocherebbe a giocone, Tetris, eh Filone? sì. Qualcuno giocherebbe a Non lo Tetris? so, scrivigli in chat, c'è anche il canale Discord, basta che ti unisci su Discord e dopo, vabbè, dai, dopo ti spiego tutto. Va bene, dai ragazzi, è ora di chiudere, grazie di nuovo a tutti, buona serata, buonanotte, buon proseguimento, ci vediamo alla prossima. Virus 101 vi dà il suo ormai consueto transmission out.